Il Marsala 1912 esce tra gli applausi del caloroso pubblico presente sugli spalti del Nino Lombardangotta nonostante la sconfitta per 1-2 contro il quotato Athletic Club Palermo, che dopo aver incassato il gol del vantaggio azzurro messo a segno dal neoarrivato Marcos Lettieri, in poco più di 100 secondi ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Spinola su calcio di punizione e Prezzabile sugli sviluppi di un corner. Giallo finale con un colpo di testa di Mangiaracina respinto da Romano, forse dopo che la sfera aveva già oltrepassato la linea di porta. Ma andiamo con ordine. Primo tiro è della formazione di mister Raciti, che con Micoli chiama la deviazione in corner Furnari sugli sviluppi dell'angolo. Bravo il guardapali marsalese a farsi trovare pronto e ad allontanare con i pugni. Al 13° minuto protesta dei palermitani per un contatto in aria tra Mistretta e Pedalino. Il signor Piazza, ben appostato, lascia proseguire. Al 28° altra protesta della formazione di Raciti, questa volta per un contrasto tra Micoli e Petrucci. Ancora una volta l'arbitro lascia giocare. 2 minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Capitan Giardina e prolungato da De Luca, Mangiaracina arriva in ritardo per la deviazione e l'azione sfuma. Al 32° bravo Giardina ad evitare il peggio e a salvare su un tiro cross di Mistretta. Al 35° Angileri ruba palla e dalla tre quarti calibra male il lancio per De Luca, che si spegne tra le braccia di Romano. Tra il 36° e il 37° minuto il Palermo ci prova con Flores, che calcia male, con Zalzar che crossa pericolosamente in aria, trovando solo la deviazione in corner. Al 39° ancora Flores pericoloso, bravo Furnari a farsi trovare pronto. Al 41° sugli sviluppi di un calcio di punizione ben battuto da Valenca, Mangiaracina devia in corner rischiando anche un clamoroso autogol. Sugli sviluppi dell'angolo Furnari allontana ancora una volta con i pugni. Prima del duplice fischio, punizione velenosa del solito Valenca, che crea qualche problema a Furnari, costretto all'intervento in 2 tempi. Sulla sfera, sfuggita al numero 1 azzurro, si sono avventati gli avanti nerorosa, che hanno anche trovato la deviazione vincente, ma gioco fermo perché l'arbitro ha sanzionato la carica sul portiere. Nella ripresa, al 49° minuto, bell'intervento di Furnari, che si fa trovare pronto alla deviazione su un perfetto colpo di testa di Mistretta. 2 minuti dopo, tiro cross velenoso di Concialdi, fuori di poco. Al 54° pericolosissimo il Marsala su cross di Agolli, liscio dalla difesa palermitana e tiro di Mangiaracina da ottima posizione, respinto però con i piedi da Romano. 4 minuti dopo, Capitan Valenca su punizione disegna una perfetta traiettoria, la palla però si infrange sulla traversa e termina fuori. Al 60° ottima verticalizzazione di Zalazar per Micoli, che evita l'offside e calcia su Furnari in uscita. Sulla ripartenza Golli lancia Mangiaracina, che prova a piazzare la sfera con il mancino, tiro debole che termina a lato. Ci prova anche Pedalino dalla lunga distanza senza però impensierire Romano. Al 64° minuto vantaggio azzurro, Pedalino recupera un bel pallone e mette in movimento Mangiaracina, che si invola verso l'area avversaria. Dopo aver superato il diretto marcatore serve Lettieri, che controlla e calcia. La conclusione viene deviata da Romano, ma termina ugualmente in rete. Gioia in campo e sugli spalti per la rete del neoattaccante azzurro, che dopo essere subentrato a De Luca 7 minuti prima è riuscito a trovare il suo primo gol in maglia azzurra. Schiodato lo 0-0 e sulle ali dell'entusiasmo, il Marsala spinge ancora con il solito Mangiaracina, che con una conclusione a giro dal limite dell'area impegna il portiere avversario. Al 69° sugli sviluppi di un corner la palla arriva sui piedi di Spinola, che calcia al lato da buona posizione. All'81° però il numero 10 palermitano, direttamente su calcio di punizione, riesce a regalare il gol del pari alla propria formazione. Bellissima la conclusione dalla distanza e Furnari battuto. Esplode la gioia in panchina per il risultato recuperato. 2 minuti dopo il Palermo perfeziona la rimonta. Su calcio d'angolo battuto da Concialdi svetta Torres, che colpisce bene la sfera, però impatta sul palo, e il più lesto a trovare il tapin vincente è stato Prezzabile, che ha insaccato il gol del definitivo 1-2. Il Marsala però non ci sta e prima Petrucci in rovesciata prova ad impensierire Romano e in pieno recupero affonda sulla sinistra con Martorana, che pennella un perfetto traversone al centro sul quale si avventa benissimo Mangiaracina.
Colpo di testa che fa gridare al gol tutti i tifosi sugli spalti e anche i giocatori in campo. Per il signor Matteo Piazza di Agrigento e per il suo assistente però la palla non ha oltrepassato la linea di porta. Tante le proteste dei giocatori azzurri per un episodio che certamente lascia molto amaro in bocca e soprattutto qualche dubbio sulla valutazione dell'arbitro che purtroppo in queste categorie non ha l'aiuto della tecnologia. Una sconfitta che comunque non ridimensiona il Marsala 1912, bravo a tenere testa alla capolista, e neanche le sue ambizioni. Fondamentale però per poter ambire ai playoff la prossima trasferta in occasione dello scontro diretto contro il San Giorgio Piana.